È come quel bambino che sentiva provenire dalla stanza dei genitori dei lamenti fortissimi. Oh, no. Il bambino spalanca la porta e trova il papà abbracciato sopra la mamma. Dice: scusate, ma che state a fare? Il papà, preso alla sprovvista, dice: no, niente, Gioia, ti stiamo dando un fratellino. No, io non lo voglio il fratellino. Chiude la porta e se ne va. 2 giorni dopo lamenti ancora più forti. Il bambino spalanca la porta, stavolta trova la mamma sopra il papà. Dice: scusate, ma adesso che state a fare? La mamma stavolta, presa lei alla sprovvista, dice: no, niente, ti stiamo dando una sorellina. Allora non ci siamo capiti. Io non voglio il fratellino, ma voglio mancare la sorellina, non mi serve niente, sto bene da solo. Signori miei, 3 giorni dopo, fuochi d'artificio. Sangue da chi è morto, sa. Il bambino si mette al buco della serratura e vede la madre a 4 zampe e il papà di dietro. Spalanca la